Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola pillola breve del vostro Marietto veneziano. Questa pillola su cosa si concentra e cosa vuole spiegare? Ho già fatto una pillola sui costi della magia, sui costi di attivare tramite un operatore di vostra fiducia delle operazioni di magia, alta magia, radionica, radiostesia. Ebbene, nella prima pillola ho spiegato in grandi linee i prezzi e il valore dell'operazione, il costo anche dei materiali. Oggi vediamo più che altro delle controfatture, perché capita alcune volte che dei clienti mi contattino e si scopre che effettivamente magari un parente, una ex moglie, anni prima ha iniziato tramite un'operatrice o un operatore un attacco potente, molto potente, e gli effetti magari si vedono dopo 5, 10, 15 anni, anche dopo 20. Dopo 20 anni c'è gente che magari ha delle conseguenze bruttissime da quell'atto che magari in gioventù era stato fatto solamente per un atto di nervosismo. E quindi molte persone si chiedono: ma come faccio a uscire da questa catena, da questa schiavitù, da questo attacco tremendo? Prima di tutto bisogna anche considerare una cosa, che bisogna vedere se realmente è successa la cosa. Questo può venirci in aiuto, cioè per scoprire questa cosa ci può venire in aiuto il pendolino con la radiostesia, perché si può indagare se effettivamente è successo qualcosa di brutto, magari nel tempo, anni prima, magari perché eravamo giovani, abbiamo calpestato qualcuno che non volevamo per ingenuità, esuberanza, sapete gli errori che si fanno di gioventù. Perché effettivamente io ho visto da giovane una famiglia che aveva sbagliato a calpestare i piedi a un tipo, e effettivamente le cose sono state molto pesanti poi per quella famiglia lì, perché sapete, i giovani sono un po' esuberanti, pensano di avere il mondo sotto i piedi a 20 anni, poi dopo però purtroppo si schiaccia i piedi sbagliati, e capita, è quello che ho visto io, cioè praticamente sono stati spazzati via. E purtroppo certe cose sono brutte a dire, ma succedono. Però succede anche che ci sono degli bravi operatori che sanno fermare queste brutte operazioni di magia nera, e c'è stato un grande esoterista e divulgatore che si chiama Paladino Salvatore, che spiegava appunto che queste cose qui esistono, sono forti e potenti. Ci sono, non bisogna sottovalutarle, non bisogna scherzare col fuoco, non bisogna mai trovare la persona sbagliata che magari si schiaccia i piedi e fa finta di niente, ma poi contatta l'operatore potente. Quindi bisogna correre ai ripari. E per correre ai ripari non è come nei film che basta fare Pippo Pappo o Abracadabra e la bacchetta magica. Come la cosa è partita ed è potente, poi bisogna andare anche per gradi per sminuire, alleggerire e andare anche a trovare come è stata fatta questa fattura o questa maledizione e via dicendo, perché sapete che oltre ai pericoli astrali, parassiti, geni, elementari e egregori, ci sono appunto questi sottospecie di geni di bassa calibratura che purtroppo quando vengono lanciati vogliono il loro pegno, cioè vogliono prendere quello che è stato promesso, e faranno sempre di tutto per arrivare al dunque. Quindi, cari miei, se qualcuno ha calpestato i piedi a qualcuno che non doveva e non si è reso conto del pericolo che faceva, magari per errori di gioventù o di ignoranza, perché purtroppo il peccato originale non era Adamo ed Eva, ma è l'ignoranza, come dice Osho. L'ignoranza è proprio un peccato mortale, diciamo. Quindi se qualcuno ha fatto queste cose e si rende conto che è sotto attacco o gli è stato fatto qualcosa, devi sapere anche che c'è la possibilità di difendersi, ma questa difesa ha un costo. Ha un costo anche perché qui non si tratta di riequilibrare i chakra, qui non si tratta di tagliare legami energetici negativi che ci sono dappertutto, basta una falda sotto la casa, basta un fiume, una corrente, basta un'antenna che crea dei legami energetici molto potenti, un'antenna del cellulare chiaramente,
forze energetiche nel corpo. Qui si tratta proprio di entità vive, geni, che praticamente magari sono partiti 40 anni fa, si sono praticamente collegati con la Luna e vi stanno seguendo e attaccando, e quindi di conseguenza bisogna cercare anche un operatore professionale valido che abbia le competenze, e qui bisogna avere anche un po' di fortuna a trovarne uno che sappia dove mettere le mani e richiamare geni altissimi per poter risolvere questi casi. Io in questo momento qui ho il Tesoro magico di Re Salomone di Pierluca Pierini, che è praticamente una delle, diciamo, top a livello mondiale di personalità, di maestri esoterici, che appunto ha una biblioteca di 14.000, ripeto, 14.000 libri esoterici di altissimo profilo, livello e conoscenza. E questo Pierluca Pierini ha stampato anche e rilegato praticamente dei testi antichissimi di magia salomonica. Però oltre ai testi bisogna anche avere le competenze e le qualità anche fisiche e animiche per poter richiamare questi geni che potrebbero frenare queste fatture, malocchi e via dicendo. Quindi, per ritornare al discorso delle persone che si rivolgono a operatori professionali di alto profilo, noi conosciamo la nostra Hildegarda, bisogna tenere presente che il costo, prima di tutto bisogna valutare chi è che vi attacca, cos'è che vi ha attaccato e quale piano astrale ha come si dice, usato per attaccarvi, e poi l'attacco deve essere sminuito in vari livelli. Magari il primo livello bastano 6-9 lunazioni per rallentare questo attacco. Ci sono attacchi che bisogna più di 9 lunazioni, e per 9 lunazioni intendo dire 9 mesi. Quando voi sentite che in una lunazione, 2-3 lunazioni risolvono il problema, signori miei, state perdendo soldi e tempo, perché un attacco fatto bene, dovete pensare che chi l'ha fatto minimo ha messo 9 lunazioni, perché ha impresso sulla lastra eterica della Luna tutto quello che poteva. E solamente se voi come si dice, vi rivolgete a un operatore altamente professionale, sa come poter difendervi, ma magari vi difende a stadi, cioè prima tentate un'operazione di alta magia operativa difensiva di 6 lunazioni, e se vedete che l'attacco è molto profondo raddoppiate. Però dovete capire che anche l'operatore ha dei costi altissimi, sia di materiale che di tempo. Dovete pensare che nella lunazione un operatore lavora tutta la notte a controllare i geni nel perimetro e via dicendo, le candele e tutto. Io chiaramente sto parlando sempre di operatori altamente professionali e con competenze altissime, capite? Quindi cari signori, cari amici che seguite il vostro Marietto Veneziano, ricordatevi che se volete fare una difesa o una controfattura o una difesa da fatture che vi hanno fatto, non dovete correre dai pifferai magici pensando che basta un paio, 3-4 lunazioni. Ci vuole prima di tutto capire cosa è successo, chi vi ha attaccato, in quale modo, che piani astrali ha usato, e poi di conseguenza creare, chiedere e pianificare una difesa attiva. Generalmente non è che ci siano tantissimi operatori di altissimo profilo cattivi, neri, diciamolo così. Ci sono però, ci sono, e bisogna stare attenti. Quindi bisogna sempre rivolgersi a un operatore specializzato con competenze altissime. Noi conosciamo la nostra Hildegarda, che a livello nazionale è una delle più preparate, e quindi noi dobbiamo capire che quando ci si rivolge a un operatore di questo profilo ci sono anche dei costi di conseguenza. Chiaramente se riuscite a capire che vi hanno fatto qualcosa che non è positivo. Questo perché vi dico questo? Perché purtroppo vedo e mi giungono dei colpi di telefono, delle chat, delle mail che mi dicono: ma è mica possibile che quel tipo lì... Capite cari amici? Cioè, il fatto di svendersi vuol dire anche già che non si ha le competenze per capire la gravità. La gravità, perché senza 9 lunazioni non si è mai sicuri al 100% di aver fatto un'operazione
magica di alto profilo profonda. Si può fare, magari c'è anche il colpo di fortuna, sicuramente, ma se si vuole andare sul sicuro, 9 lunazioni. Chiaro, la nostra Hildegarda può essere anche che con 6 lunazioni noi riusciamo a risolvere e a frenare una fattura potentissima. Però quando voi sentite prezzi bassi, quando voi sentite che quel operatore o quel pendolino lì magico che lo gira come un frullatore di un'elica dice io ecco te l'ho tolta, basta che uso un circuito radionico, la radionica è molto potente, prima di tutto è lenta, però certe cose non le può toccare per il semplice fatto che non è nel suo campo. Capite? Quindi la radionica arriva fino a un certo livello, sopra quel livello lì ci vuole un operatore di alta magia operativa professionale che sappia come toccare e richiamare i geni in un certo modo. Grazie signori, adesso per il momento ho finito questa micropillola del vostro Marietto veneziano e vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda e Marietto veneziano, di iscrivervi, che ci farebbe molto piacere, o di venirci a trovare nei gruppi Facebook. Grazie e alla prossima, ciao.